Desidero esprimere la mia più grande riconoscenza, il nostro affetto sincero non morirà mai del ricordo delle persone speciali come te, caro volontario Mattia Battistetti. Vivrà sempre nei nostri cuori più forte di qualsiasi abbraccio più importante. Più importante di qualsiasi parola. Monica Michelin, la mamma di Mattia, ce l'avete nel cuore, adesso qui nella sua seconda casa ha trovato un altro posto, no? Sì, guardi, è una cosa veramente che ci ha fatto un piacere enorme, quello che ha fatto la Presidente e tutti i volontari. Una cosa inaspettata. Mattia veniva, aveva fatto i suoi corsi di formazione, veniva molto contento, era felice, era una sua seconda famiglia, però non ci aspettavamo una sorpresa così grande, veramente. C'erano anche i sindaci, il sindaco di Montebelluna ha detto che sta cercando di darvi una mano per farvi ottenere quello che voi state chiedendo, no? Sì, veramente il sindaco ci è stato vicino, era il nostro medico fino a poco tempo fa, quindi una persona veramente sempre molto disponibile, sempre una persona che ci sta aiutando. Ecco, avevamo chiesto due cose e una, grazie a lui siamo riusciti a portarla a termine, adesso l'altra vedremo, ma insomma la più importante, il nostro sindaco ci ha aiutato e ci siamo arrivati. Vuol dire qual è questo obiettivo che avete raggiunto? È un obiettivo triste, dare un tetto a Mattia. E tante persone ci stanno sostenendo, ci hanno dimostrato l'affetto, ci hanno dimostrato di esserci, accomunate da un unico obiettivo che è quello di portare avanti questo discorso delle morti sul lavoro, che è anche il nostro obiettivo, oltre che tenere alta la memoria di nostro figlio. Mattia Battistetti per voi chi era? Adesso lo ricordate avendogli intitolato la vostra sala riunioni. È un volontario, un ragazzo è venuto a fare il corso, piaceva, voleva guidare, però quando è entrato da noi aveva 21 anni e per fare l'autista dell'ambulanza sono 21 e 6 mesi. E quindi poi deve avere una guida sicura e lì aspettava di fare l'autista. Cosa che purtroppo non è riuscito a fare. L'ha fatta. Io mi auguro che adesso venga il papà e gli sto dietro proprio apposta. Fabrizio Fantin del Comitato Festeggiamenti di Onigo di Pederobba, anche voi avete contribuito alla raccolta fondi per fornire la Croce Bianca di mezzi, voi e non solo. Sì, noi nel periodo iniziale del Covid avevamo la volontà e la voglia di fare qualcosa per questa emergenza, purtroppo non potevamo muoversi, non potevamo trovarsi e abbiamo sposato in appieno l'iniziativa della Croce Bianca che appunto andava alla ricerca di fondi per fornire all'ospedale di Montebelluna di attrezzature che servissero appunto a questa emergenza. L'abbiamo con i nostri canali social, l'abbiamo sposata e l'abbiamo mandata in giro. La risposta è stata bellissima perché tanti cittadini, aziende, altre comunità di volontariato si sono adoperate, hanno donato e abbiamo raggiunto un grande risultato, appunto poi si è visto con queste attrezzature che sono già da un po' all'interno dell'ospedale di Montebelluna a servizio di tutti, non solo per l'emergenza Covid ma per l'emergenza ordinaria di tutti i giorni, insomma. Abbiamo raccolto, cioè abbiamo lavorato tantissimo per poter accantonare e comprare questi mezzi. Se lei ha visto questa ultima super attrezzata, anche per un monitor con defibrillatore tutto unito per adulti e bambini. Abbiamo un mezzo attrezzato per il Covid, quindi va via solo Covid, e gli altri, se serve, noi li adoperiamo.